GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sarà definito entro il mese l'accordo per l'acquisizione di latterie friulane da parte di Parmalat. È quanto emerso al termine della riunione a Udine tra i vertici di Parmalat, di latterie friulane e i sindacati di categoria. Per la crisi della Burgo la regione si dice pronta ad aprire un tavolo con i vertici dell'azienda. Oggi l'assemblea dei soci. Sul fronte Ideal Standard la proprietà potrebbe disertare il tavolo ministeriale convocato per oggi per discutere con la cooperativa Ceramiche Ideal Scala il progetto di reindustrializzazione del sito di Orcenico. Riprenderà tra poco il Consiglio regionale il dibattito sulla legge finanziaria 2015 e sui documenti contabili allegati che ha cominciato ieri il suo iter in aula. Una manovra che assegna oltre 3 miliardi, definita insipida dalle opposizioni che hanno presentato emendamenti, per rifinanziare il bonus bebè e per l'azzeramento dell'IRAP. La CGIL non ha più come riferimenti politici il PD e SEL, ma d'ora in poi si confronterà solo nel merito con chiunque condivida le sue proposte. Ad annunciarlo da Udine il segretario regionale del sindacato Belci, che non ha risparmiato stoccate al premier Renzi e alla presidente della regione Serracchiani. Sul tema delle infiltrazioni camorristiche in Fincantieri, chiesta una maggiore pressione sul gruppo affinché sottoscriva il protocollo di legalità. Il caso dei centri di accoglienza per immigrati da Lestire a Tarvisio e Venzone. I due sindaci, Calantoni e Di Bernardo, contestano l'imposizione della decisione presa. Lettera di minaccia al primo cittadino di Pontebba che si era detto disponibile a creare un centro di accoglienza per profughi. Violenza sulle donne, bullismo, sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, temi più che mai attuali proposti dall'ATAP agli studenti pordenonesi. Alcune coppie sono già in lista d'attesa a Udine per la forma di divorzio breve, procedura prevista dalla nuova legge per alleggerire gli uffici giudiziari, ma il Comune fa sapere che, prima di fissare gli appuntamenti, è urgente un confronto con l'ordine degli avvocati. Alle ultime battute i lavori di allestimento dell'opera inaugurale del cartellone del Teatro Verdi di Trieste. A San Vito al Tagliamento, atteso ritorno in regione di Alessandro Benvenuti e del suo spettacolo Benvenuti in Casa Gori.